Come già fece la sorella Deborah, anche Freddy Sorgato, accusato insieme a lei dell'omicidio di Isabella Noventa, sceglie una lettera per ribadire la sua innocenza. La missiva scritta in stampatello è stata indirizzata a maggio al quotidiano Il Gazzettino. Il camionista ballerino in carcere dal 2016 si è scagliato contro la sua ex amante, la tabaccaia Manuela Cacco, sua principale accusatrice. La donna, con il suo racconto, all'epoca dei fatti incastrò i due fratelli Sorgato, accusandoli di essere gli autori materiali del delitto avvenuto, secondo la Cacco, nella villa dell'autotrasportatore 90 Padovana in via Sabbioni. Proprio grazie a quelle dichiarazioni Deborah e Freddy vennero condannati in primo e in secondo grado a 30 anni, mentre Manuela Cacco a 16 anni e 10 mesi per la sua collaborazione con gli inquirenti. Freddy ha scritto la lettera a maggio dicendo che Isabella si è allontanata spontaneamente e non è stata uccisa. Il testo è stato letto a Manuela, che si trova nel carcere della Giudecca. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, la donna avrebbe affermato: "Se Isabella è viva, io devo uscire dal carcere". In questa affermazione Freddy ora ripone le sue speranze di essere creduto dai giudici della Cassazione e di far riaprire il caso. Il camionista accusa la Cacco di essere stata la responsabile del suo arresto e di quello della sorella, millantando false ricostruzioni sotto la promessa di essere rilasciata. La tabaccaia ha sempre raccontato che Deborah, con la complicità del fratello, ha preso a martellate Isabella la notte del 15 gennaio 2016 e poi è stata fatta sparire, mentre lei, vestita con il giubbotto della donna, passeggiava in centro a Padova per deviare le indagini e far credere l'allontanamento volontario.